Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti al Via Crespellani Mulinu Beach. Un saluto da Luigi Falqui e Daniele Floris. Con noi anche Filippo Tuveri, addetto alle immagini per questo Calcio Pirri Ferrini Quartu che sta per cominciare dalla panchina, ma è cominciata la partita qui al Via Crespellani. Il cross in mezzo, la palla schizza via, è rimessa al fondo. Fortinella nel cuore, deve metterci la mano Magnas. Arriva poi Corda che cerca il volo, la palla passa, forse fuori gioco. Alzato la mano D'Ascola. Corda, la palla per Licciardo che passa dentro l'area. Licciardo può pensare a metterla in mezzo, lo fa con questo cross per Porceddu che sblocca la partita al 21esimo del primo tempo. Manrico Porceddu, cambiamo le statistiche, sono 20 in campionato, sono 8 gol nelle ultime 5 partite. Mentre adesso il Pirri gioca per Porceddu, sempre di prima lui, prova anche l'apertura a trovare lui che riesce a metterla di prima in mezzo, arriva Darboe ma è autogol. È autogol di Zedde e 2-0 per il Pirri. Proprio adesso prova di forza centrale in due tempi, Grosso annulla, che prova ancora a scambiare. Darboe col tacco per Licciardo, potrebbe pensare al tiro, arriva il tiro deviato, non è mai una cattiva idea, tanto spazio Licciardo, prova a verticalizzare, a cercare l'inserimento di Murgia, alla fine Magnas, Murgia passa, mette in mezzo, la palla passa due volte, come se l'è complicata la vita alla Ferrini, che alla fine la spazza via. Lì fuori dal campo, Corda adesso mette il cross, tocca di testa Darboe. Ora Nenna prova a mettere il cross, passa per Porceddu che al secondo tentativo trova il 3-0. Nenna invece sceglie di andare sul secondo palo, la palla passa, arriva anche il colpo, c'è Darboe in zona, prova la rovesciata, Musiu si mette davanti, non va di prima, controlla ma lancia nello spazio benissimo Nenna che può andare col mancino, ci prova il tunnel a Magnas e il poker del Pirri. A destra invece Murgia, lui che ha segnato all'andata, prova a cercare Licciardo, riesce a controllare in due tempi, poi a servire Darboe, regolare, cerca la conclusione, sporcata ed è 4-0, è arrivato il gol di Darboe. 0 di Nenna, il 5-0 di Darboe, ora Porceddu però per la tripletta che arriva e sono 3 per lui, sono 6 per il Pirri che può provare ad andare da solo, è passato, va col mancino a cercare un tiro che obbliga Magnas a un ottimo intervento in calcio d'angolo. Di prima adesso Nenna, il cross per Meloni che riesce a controllare e poi non può sbagliare, trova il 7-0 il Pirri, poteva dare tutte le certezze, subito in sorpresa avete il 3-0, poi hanno dilagato e può farlo ancora con Porceddu che sbaglia il primo, poi il palo ma la palla entra in rete. È arrivato anche il poker di Porceddu, la posizione era regolare, mentre proprio lui prova il tiro e Magnas si tuffa, gli dice di no. Sul destro, scavetto morbido, dolce per Porceddu che si fa murare, poi Porco in rovesciata, la porta era sguarnita, non può sbagliare, prova ad andare poi via ma subisce il fallo Pugione. Arriva anche la fine di questa partita, finisce 9-0. Noi ne approfittiamo però per ringraziarvi in questo finale, un saluto da Luigi Falqui e Daniele Floris e ovviamente anche da Filippo Tuveri per le immagini. Grazie.